TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, la Protezione Civile del Comune di Venezia informa che dalla serata di oggi, venerdì 22, e fino alla mattinata di sabato 23 agosto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla con possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale. Le previsioni ARPAV indicano che una prima fase di instabilità è prevista tra il pomeriggio e la sera di venerdì 22 e la mattinata di sabato 23. Sono previste possibili precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie tra prealpi e pianura, dove non si esclude qualche isolato fenomeno intenso. E oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, si è tenuta una nuova riunione di aggiornamento del Comitato Operativo Comunale di Protezione Civile, attivato dal primo cittadino già nelle prime ore di ieri mattina. È stata l'occasione per fare il punto della situazione, assieme a dirigenti e tecnici delle società partecipate e delle competenti direzioni del comune e della città metropolitana. La viabilità cittadina è stata ripristinata in tutti i punti, sono aperti anche i sottopassaggi che ieri erano stati chiusi per allagamento. Questa mattina sono stati regolarmente aperti tutti i parchi pubblici. E delle 300 richieste di intervento arrivate ieri tra chiamate ai vigili del fuoco, alla polizia locale e al Dime, a metà pomeriggio ne restano ancora aperte solo 8 che sono in carico alla protezione civile, con la programmazione di terminarli nelle prossime ore. Complessivamente sono state impiegate 30 squadre di vigili del fuoco e 170 volontari di protezione civile, mentre 60 agenti di polizia locale sono stati dedicati all'emergenza. Il COTV, che sta per Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza, ha garantito l'operatività H24 in caso di emergenza. Veritas sta continuando a svolgere i ritiri straordinari nelle zone più colpite per facilitare lo smaltimento di materiali danneggiati dall'acqua. Durante il weekend, domenica compresa, resteranno aperti i centri di raccolta di mestri di via Porto di Cavernago e Fusina su prenotazione. Operative un paio di spazzatrici e delle squadre specifiche per la pulizia delle strade. Cambiamo argomento. Nella giornata di martedì 19 agosto la Polizia di Stato di Udine ha arrestato 4 cittadini georgiani per furto aggravato in concorso a danno di un viaggiatore in sosta nell'area di servizio autostradale Arino Ovest, in provincia di Venezia. I 4, di età compresa tra i 38 e i 47 anni, in Italia senza fissa dimora, con modus operandi collaudato, hanno utilizzato un disturbatore di frequenze jammer allo scopo di impedire la chiusura centralizzata di un'auto. Sono stati inoltre denunciati all'autorità giudiziaria anche per i tentativi precedenti, l'utilizzo del disturbatore di frequenze ed il reato di ricettazione, essendo stati trovati in possesso ingiustificato di denaro contante e beni di valore, tutto sposto sotto sequestro unitamente al jammer. L'auto a bordo della quale viaggiavano è stata sottoposta a fermo amministrativo per alcune violazioni del codice della strada e di mancati pagamenti dei pedaggi autostradali. Gli uomini sono stati portati nel carcere di Venezia. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.